poi per il Tigipoto in Valcamonego è che è un bellissimo posto col professor Marco Tamburelli, che è docente di bilinguismo all'Università di Bangor nel Galles inglese. Professor, ma ora di questo bilinguismo che non te ne è curgiuto a il, perché tanti magari la ha, ma tanti un po' so, il ha mia che vuol dire. Sì, il bilinguismo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicolinguistico e neurolinguistico, è anche un fieu, un gnaro, un scet, il ha due maniere di parlare in del suo ambiente, in del cres, che può essere due lingue famose, come per esempio l'inglese e il tedesco, e può essere due lingue, la lingua locale e la lingua di Stato. Però che due sistemi di parola con due grammatiche, due insiemi di suoni e dunque la fonologia, la maniera da mettere insieme i parole, la morfologia, due sistemi di parlare in dell'ambiente del fieu, che può essere, come in tanti casi, può essere la lingua locale con la lingua di Stato, come in Catalogna, che è il catalano che è la lingua locale, e la lingua di Stato è spagnolo, come in Galles da noi, che è il gallese, la lingua locale, e l'inglese, la lingua di Stato. Dal punto di vista sociolinguistico, che differenza se uno parla lombardo e italiano invece che per esempio inglese e italiano, dal punto di vista sociolinguistico, ma dal punto di vista della mente del fieu, dal punto di vista della psicolinguistica, della neurolinguistica, è in due lingue le stesse, perché ha due grammatiche, ha due fonologie, ha due maniere per mettere insieme le frasi e le parole. Ma ho ben capito, vuol fare che i voci, i gnari, a me come diceva il professor, e vi come parla il dialetto in professor, cioè parlerà anche l'italiano, ma parla anche il dialetto. E vuol fare che i pi dei gnari i gade cominciare a parlare con le mamme, con i nonni, con i hobubai, con tutti, insomma, la lingua della Dokenahic, che è una lingua. Praticamente l'italiano è per niente anche quel, ma dopo imparato bene anche il dialetto locale. È vero che lì sei? Diciamo che il bilinguismo vuol dire in parallelo, insieme l'italiano, che è la lingua importante della comunicazione dello Stato italiano, ma senza caccia via la lingua locale, come succede, come ho detto prima, in Galles, che imparano il gallese e l'inglese in parallelo, i due lingue insieme. E i ricercatori hanno riscontrato dal Galles, dalla Catalogna, dal Canada, hanno riscontrato che i fieu, o i sceci, o i gnari, o i bagai, che i crescono con la lingua locale e la lingua di Stato, tutte due lingue, hanno una capacità di apprendimento della lingua straniera, della lingua foresta, dell'inglese, del tedesco, superiore a quei che imparano la lingua del Stato. Dunque chi è che impara lo spagnolo e il catalano, poi impara l'inglese più facilmente di quelli che imparano il spagnolo. Anche se il catalano è la lingua locale, che è meno arrente all'inglese. Però avere due sistemi di chiamare roba, e quella lì è la roba importante. Mi sono cresciuto sapendo che questa qui, in due che sono città, si chiama Sedia, ma anche Cadrega. Sapere che i roba hanno due nomi, o Scagna, sicuramente, o Scagna nella zona di qui. Sapere che i roba hanno due nomi e porta una flessibilità mentale che poi quando il va a scuola a imparare l'inglese, gaggiamo una marcia di più di quel che pensa che quella roba qui si chiama Duma Sedia. Cioè fa lavorare la memoria, insomma. Esattamente, la memoria, l'abilità di concentrazione. Hanno fatto di esperimenti in dove che i bilingue, i monolingue, lesevano una roba di un computer e poi arrivava una luce per fare la distrazione, per far guardare là. Si distraevano tutti, sia i monolingue che i bilingue. Però il bilingue si distraeva un bresin di meno, perché è più abituato a sentire due robe, una di una regione e una dell'altra. Il monolingue è abituato a sentire sempre una lingua, sempre una maniera di parlare, e è una maniera per serrare la mente dei fiori. Ma ho ben capito,
Lei è il messaggio che vuole lanciare a noter che dell'Italia, perché è una uricele mai uccidita, però la Lombardia, che è sempre stata all'avanguardia in tutto e dalla cultura nazionale, la può leggere la prima a partire che il problema che è vero via. Ma in Italia siamo partiti in Friuli, i dialetti del Friuli dal 1992 i dialetti sono stati sollevati a livello di lingua e siamo in di scuole e abbiamo qua scritto, abbiamo una radio, in di sito ladinga una radio, in Sardegna, i dialetti della Sardegna, in Andrea a sviluppare un'ortografia per tutta la Sardegna per poi far mettere dentro la Sardagnol in die scuole e in die siti pubblici. Dunque in Italia in tutti quei siti abbiamo cominciato e in Europa in tanti siti, la Galizia, la Catalogna, i paesi della Frison, il Galles, in dove che lavori me. La Lombardia da quella banda lì forse è ora di muoversi. Ed è anche vero a me che parlo il francese, ma parlo anche il patois francese, la lingua da loro, il dialetto. No. I parlano anche il romanzo, che l'ha imparentato ben arente al lombardo. Il romanzo è ben arente al lombardo tipologicamente. E la lingua è una di 4 lingue ufficiali della Svizzera. Lui professore ha fatto la prefazione del libro Scrivere Lombardo del Lihander Bracco, ma questa ortografia e questo metodo di scrittura che il Bracco propone, ha qualche difficoltà per i comuni mortali oppure nella più semplice? È un sistema indispensabile quando saper duperare la lingua locale non per parlare ma anche per scrivere e per salvare la lingua, perché purtroppo in Italia come in tanti altri siti, è stato gli stessi in Galizia, è stato gli stessi in Catalogna, è stata questa dialettofobia, in due che per 20 o 30 anni parla mia il dialetto con i fieu, no, parla mia dialetto, parla italiano, parla dumà italiano. Qual è stato il problema? L'italiano è una lingua che è importantissima, il problema è dumà l'italiano. Il bilinguismo è parlare in parallelo e per scoprire i vantaggi del bilinguismo parlare con i fieu. Però poi che da fare anche un passo superiore, che è quello di rendere la lingua importante e ridare il prestigio alla lingua, perché se la gente pensa ma no, è un parlare da ciuc, è un parlare d'austeria, la lingua la meurt, che è mia de storie. Allora ridà un prestigio alla lingua, scrive anche di trattati giornalistica, di trattati giornalistici, scrive anche mia di una poesia, ma un romanzo, e per fare un lavoro del genere che è accessibile a tutta la Lombardia, mia duma al dialetto che il paese lì, che al pronunzia la U invece che la O, che per il 99% parlano come che il paese là, però che quella lettera lì un po' diversa, no, quella lì è una maniera per scrivere la poesia che le va bene anche a lui, ma se si vuole fare una roba che la ciappa dentro tutta la Lombardia a un livello più alto, come ho detto, scrive roba giornalistica o un romanzo, che va un'ortografia che la unisce in maniera scritta il dialetto che Jensamo unì linguisticamente, che da unì anche in maniera scritta. L'unione linguistica già dal Biondelli, Bergamo e Milan, erano due varianti della Lombardia, già dal Biondelli dal 1800. Ma anche professore, va di modo che tutti vogliono imparare inglese, ma il mio a me invece imparare prima il nostro dialetto e dopo parlare argot ad oter. Dal punto di vista psicolinguistico e neurolinguistico è stato dimostrato che imparare, come ho detto prima, avec due lingue in dell'ambiente è la maniera per poi essere più buon di imparare la lingua straniera, perché l'inglese è una lingua indispensabile, però se uno sente sempre l'italiano a ca, sempre domani l'italiano o sempre domani una lingua in ca, e poi al va in il banco della scuola a imparare l'inglese e avrà una mentalità che è mia portata per le lingue straniere. Se viene a ca il pal che parla in lombardo, la mai in italiano, quando va a scuola ha una flessibilità mentale che l'inglese l'impara più alla svelta. Questo è stato dimostrato da ricerche in tanti siti del mondo, mia domanda da ricercatori che lavorano con me, ma anche ricercatori che lavorano in altre squadre di ricercatori, in Canada, come ho detto, in Stati Uniti, in Spagna. È stato dimostrato da quasi 20 anni adesso. C'è una maestra che l'ha nella scuola che dell'Arca Monaco, per me il nome, ad ogni modo è uno
che è una maestra di avanguardia. E la mi ha chiamato idea, mi dice, ascolti, per me insegna un po' di dialetto in MP, che me potrei cominciare a fare imparare il dialetto. E me ho nato intera a parlare in dialetto e fare anche a scrivere, perché ma i voci erano interessati, era mio, e sta attenti, e fa niente parola. Era lì tutti, se chi merda, e cultà, e diceva, ma che vanda è lui che... ecco che il bilinguismo che dice il professore è importantissimo, è vero? Sicuramente, perché cominciano a capire che se puoi parlare in una maniera ma anche in un'altra. E che vera la mentalità, ha la possibilità che mia tu ci parlano alla stessa maniera. Quando, come fa prima l'esempio della Scania o della Cadrega, quando vi nel CRES, sapendo che quella roba qui si chiama sedia ma anche Scania, o sedia ma anche Cadrega, poi quando impara che in quella lingua là che dicono un'altra roba, è normale, che ha due nomi che anche tre. Il problema è quando viene convinto che tutti i robi hanno un nome. Poi quando il va a scuola che dice, guarda che in quella lingua là che è un altro nome, il gamino ha da imparare il nome in quella lingua là, il anche da imparare il fatto che c'è della gente che la chiamano diversamente. E il da girare un interruttore in del cervello che il bilingue gamino da girare. Il papà il dice sedia, la mamma la dice Scania, quella il dice chair o sia o quel che è normale. Ma se è sempre una parola, sempre la stessa parola, poi va a scuola è quasi un trauma, è una maniera diversa da chiamare quella roba lì che tutti la chiamano sedia. Il bilinguismo è quel bilinguismo della crapa, piuttosto che magari il bilinguismo scriu. Il bilinguismo, come dice lui, i fieux che sentono, ma che l'uomo che parla diverso. E poi allora quell'età lì, gamma di preconcetti, i ciappano subito al giro alla svelta. Poi magari quando hanno 15 anni, 16 anni, hanno il preconcetto che una lingua è meglio dell'altra. Ma quando è proprio piccini, i ciappano subito al giro e gli incuriosi come una sponda, no? E ciucciano quel che è d'intorno come una spugna. E per concludere, noter e ringrazio tanto il professor Marco Tamburelli che l'ha spindita un po' dal hotep, anziché a parlare al TG alla nostra televisione dialetto, in TG dialetto, di quel che è il bilinguismo che è un dato importantissimo per le future generazioni. E mi ringrazio tanto perché abbiamo messo un po' di tempo a da Milano fino a che e noi riconoscenti. Grazie a Vialta dell'ospitalità e grazie al pubblico del TG Pota e a Dei Nasco che la trasmissione qui. Bravi. Allora, come io puoi capire dal professor Marco Tamburelli, che è un docente dell'Università del Galles, del bilinguismo, io ho cominciato da piccini a insegnare il nostro dialetto, IP, alle pine, eccetera, c'è come che ne ho io. Però io ho cominciato da piccini e i gade rispondi ai nonni, ai bubà, tutto in dialetto, perché no non va poco lontano, resta perché non sei italiano, me le mica con l'italiano, però, come diceva il professor Tamburelli, che mi ha convinto, è il bilinguismo che fa tutti i popoli civili parlano due lingue, la prima dell'origine, di come la la mamma, fino alla morte. Ich capito? Del TG le tutte in vehaludo, adesso tacca un po' di aivo e adesso va la nostra co. Ciao!